Buonasera cari amici e che abbiamo al mio fianco? Abbiamo la nostra Ilde. Ilde, come stai? Raccontaci tutto. Dai, via, stiamo bene. Stiamo bene, Scusate il abbiamo passato. ritardo, ci sono stati degli impicci tecnici, comunque Mm, siamo qui, sempre sul pezzo, sempre con Siamo voi sempre perché sul irresistibili. pezzo, come dice la famosissima sciatrice italiana di discesa. Bene, cosa ci puoi raccontare, Non l'ha Ilde? inventata lei comunque. No, non l'ha inventata lei, però insomma ha avuto come si dice, il sentore di dirlo in una live che lei è sempre sul pezzo. Si è rotto un paio di gambe, però era sul pezzo. Andiamo avanti, Itte, cosa racconti questa sera ai nostri amici? Volevi dire sulle stampelle? Sulle stampelle era. Allora, niente, siamo qui, siamo per rispondere in ordine di arrivo ovviamente a una domanda gratuita con le sibille e con il pendolino, dunque vi invitiamo ovviamente a scrivere una domanda formulata in modo chiaro e possibilmente in un argomento, in una direzione della vostra vita che sia non generico ma specifico, così da avere ovviamente una soddisfazione nella risposta, anche perché le interpretazioni delle sibille sono possibili su molti livelli e su molti fronti, dunque è proprio difficilissimo capire qual è il reale messaggio che possono veicolare se stiamo sul generico, anche perché nella diretta non abbiamo tempo di approfondire i temi personali, pertanto scrivete nella domanda i dettagli o quello che ritenete opportuno condividere. Vi ricordiamo comunque che per privacy o per approfondimenti siamo sempre disponibili per consulti privati professionali, 45 minuti, 20 euro. I nostri appuntamenti sono ovviamente da pianificare, è raro trovarci il giorno stesso, dunque Certo, quando ci contattate tenete in considerazione che c'è un pochino d'attesa. Certo, è certo. ragionevole, non è un'attesa immensa, però predisponetevi già pensando ai giorni successivi, i vostri orari di preferenza, così che viene tutto più snello. Mhm. Bene, Scusa, è importante far capire agli amici di Facebook, ad esempio, faccio un esempio qua, vedete, lo ripetiamo ogni. esatto. Spieghiglielo bene, va. Esatto, è importante perché non stiamo trasmettendo direttamente da Facebook, non stiamo trasmettendo direttamente da YouTube, ma stiamo trasmettendo da una piattaforma che si chiama StreamYard. In quanto interfaccia esterna, non è possibile, tranne perché ha un'interfaccia concordata evidentemente con YouTube, dunque noi vediamo i nomi degli utenti di YouTube, ma non quelli di Facebook. Mm. Dunque, se arrivate da Facebook, dovete autorizzare StreamYard premendo sul link che trovate in testa al post dove Mm. abbiamo il video della diretta. Mm. Troverete una scritta, probabilmente in inglese. Io ho anche messo delle specifiche al post, dunque Esatto, vedrete che c'è da cliccare su www.streamyard.com/Facebook. esatto, Quando sì. cliccate questo link, si apre una schermata successiva di StreamYard dove vi chiede un'ulteriore conferma con praticamente c'è un tasto blu lungo, clicca qui per autorizzare StreamYard alla pubblicazione dei tuoi commenti. Dunque voi lo cliccate, da quel momento in poi noi da StreamYard, cioè da questa piattaforma da cui trasmettiamo, vediamo il vostro nome e correttamente la vostra domanda e così vi possiamo rispondere. Mi raccomando, spero sia chiaro, lo ripeto, dovete Mm. autorizzare StreamYard, altrimenti se ci salutate noi non sappiamo chi siete, compare un generico Facebook user. Se ci Mm. scrivete una domanda non riusciamo a capire chi siete e dunque preferiamo saltare la domanda perché è scarsa di scia energetica e non Esatto. siamo attendibili. Dunque, mi raccomando, cliccate sul link, autorizzate StreamYard, lo dovrete fare solo la prima volta, le volte successive, le prossime dirette non sarà più necessario. Dunque, considerate questo e via, procediamo. Mi raccomando, nella domanda dovrete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita. La domanda, ve l'ho già detto, deve essere formulata in modo chiaro, in una direzione mirata e specifica e di conseguenza, se la domanda riguarda un'altra persona, dovrete anche indicare il nome e la data di nascita della persona.
Bene, spero di essere stata chiara e direi di procedere con i saluti. Sì, perché sotto nel nostro gruppo di Face c'è gente che scrive, ma non entra neanche nella live, scrive sotto, ma non è Eh dentro no, la live, deve per forza entrare nella live se per poter se non entrate se non autorizzate StreamYard e non entrate nella live, nemmeno arrivano i vostri commenti, mi raccomando, esatto, noi non riusciamo a altrimenti, vederle. ci accorgeremo che avete scritto quando alla prima occasione andiamo su Facebook e ci rendiamo conto che c'erano dei commenti che non sono pervenuti. Ad esempio, Dunque, questa a persona Angela lei ha autorizzato, visto, lei possiamo risponderle. Addirittura esatto, Facebook user troverò l'amore 20 marzo 66, questo non riusciamo proprio a capire chi sia, come faremo a esatto. rispondere? Capite che, questo è quello che vediamo. Guardate, Esatto. come si può rispondere a una domanda del genere che non sappiamo chi è? Per favore mettete l'autorizzazione di StreamYard, okay? Sì. Questo Semplice, non perfetto. costa nulla, non vi chiedono No. neanche il Green Pass. Han chiesto il Green Pass? No, No. no, siamo in zona protetta perché sai dir certe Anche cose la poi striscia è azzurra, non è verde. Ah, mettiamo verde va Allora, per essere coerenti col Green Pass? No. ma no, no dai. Direi di procedere con i saluti, siamo già in ritardo, dunque dobbiamo hai visto hai visto il verde accanto al nome, Sì, ho visto. noi siamo coerenti, noi come quelle presentatrici che si mettono subito in coda, quelle di regime, no? Vabbè, per ora spopolano. Allora, Bene. buonasera Vale, buonasera Nadia, buonasera Milena, buonasera Simona, buonasera Davide, buonasera Chiara, buonasera Cristina, Giuseppe che però non si capisce. Buonasera Donato, buonasera Jenny, buonasera, Simona mi sembra che l'abbiamo risposto, buonasera Carmen, buonasera Tatiana, mi raccomando autorizzate StreamYard, buonasera Tiziana, buonasera Lara e buonasera Evelina. Buonasera, bene. Allora, cominciamo a rispondere. Cominciamo dalla prima. Buonasera, Domenico, 26 marzo 86, a dicembre gli rinnoveranno il contratto di lavoro, grazie. Allora, Marietto, No. Domenico, no, mi devi far uscire. Ti devo rimuovere, devo mettere dentro. Perfetto. Vediamo un po'. È una lotta sto contratto, ma sembra che ci siano delle buone possibilità. Bene, allora, Come lo commenti il sembra un sì, col pendolino. sì, è un sì un pochettino, Certo, non è andato mhmm, subito sul sì, ma può non è succedere. Vediamo un po' cosa dicono le sibille. Domenico, 26 marzo dell'86. Vediamo se c'è questo rinnovo a dicembre. Ahi, certo che l'attesa sta è abbastanza pesante, vediamo un po'. Allora diciamo che, siccome non è che sappiamo bene, che tipo di contratto gli abbiano fatto, quali siano le prospettive per i rinnovi successivi, e se hanno delle tempistiche, dei tempi, però non sembra che sia subito il rinnovo, vedi che c'è un'attesa con forte preoccupazione. Poi c'è invece il ritorno sullo stesso posto, dunque poi si vede che va e che la cosa viene anche in positivo. Dunque l'esito è molto più tranquillizzante, però, le notizie che arrivano nell'immediato non sono molto facili, cioè questo è il messaggio che deve arrivare, dunque l'eventuale,
rinnovo della collaborazione. Però guarda, ladro e, gran consolazione sono comunque le aspettative, no, cioè i nostri sogni di realizzare delle cose, quello che intendiamo realizzare. E con la presenza del ladro è come se qualcosa, venisse a impedire la realizzazione di questa cosa. C'è una situazione che in questo momento lavora, non certo alla luce del sole, dunque c'è un qualcosa che non ancora si è affacciato, ecco, non ha ancora prodotto degli esiti, ma qualcosa in questo momento rischia di non far realizzare questo aspettativa, questo desiderio per Domenico. Però vedi, c'è anche un'attesa perché magari gli hanno anche prospettato delle cose, ma ci sono dei ritardi, non è subito. Ed è anche possibile che all'interno di un contesto lavorativo qualcuno non spinga tanto per questo rinnovo. Okay, dunque, ci saranno 2 persone che tireranno in direzioni diverse. Una persona non vorrebbe richiamarlo, un'altra invece si dimostra molto più amichevole e disponibile nei confronti di Domenico. Di fatto alla fine, lo richiamano, alla fine lo richiamano, però non credo subito, non nell'immediato, cioè, non so se aspetteranno fino alla fine, del tempo che hanno a disposizione per comunicargli l'esito a Domenico o l'eventuale rinnovo, o che ci sono dei ritardi e che, al più presto si faranno sentire, in attesa poi di decidere. La decisione abbiamo visto che poi sembra, volgere a suo favore, però non è subito, okay? Marietto? Sì, no, stavo guardando che abbiamo una, come si suol dire, una, un'amicizia importante che ci ha sempre seguito, sostenuto e chi è? Che è? Chi è? Evelina, sì, sì. Evelina, Evelina, sì. Sì, sì. Ok, Allora, Evelina, bene, ciao poi si Evelina, sono collegate grazie. altre persone, mi raccomando, ripeto agli utenti Facebook che possono essersi collegati dopo e dunque, anche se io l'ho già detto all'inizio della diretta, giustamente non essendo un video che riparte da capo, ma che parte dal momento in cui entrano loro a vederci, si Mhm. saranno sicuramente persi la spiegazione. Dunque, per gli utenti Facebook, noi non vediamo chi siete, perché non stiamo trasmettendo direttamente da Facebook, piuttosto stiamo trasmettendo da una Da una piattaforma piattaforma. esterna. E dunque se non autorizzate Facebook cliccando sul link che c'era prima di entrare nella diretta, proprio in cima in descrizione al post, non riusciamo a rispondervi. Ok, dunque autorizzate StreamYard a pubblicare i vostri commenti tramite il link www.streamyard.com/Facebook e dunque È ecco, sì, gratuito, infatti eh? Giuseppe ora Non si vi è chiedono il Green registrato, Pass. bravissimo, vedi che si vede Giuseppe Ferronato, bravo, ecco Cioè, non è che vedi? chiedono il Green Pass di qua e di No, là. no, Io anche metto la mascherina per le distanze sociali, Momona, ma tra l'altro basta autorizzarlo una volta sola, non dovrete farlo poi tutte le volte. Dunque infatti mano a vedete? mano ci auguriamo che tutti Bravo, oh, le persone che finalmente ci uno che ci seguono segue. bravissimi. Okay, Beh, non bene. si è Allora contagiato, andiamo no? No, non si è contagiato, il tampone, quelle cose. no, si è Bene, registrato. andiamo alla prossima, dai, perché sennò facciamo subito, la nostra amicizia. Nadia. Allora, buonasera, vorrei sapere se finirà a breve questo periodo di blocco in generale. Vorrei sapere se riuscirò a trovare un lavoro soddisfacente. Mm. Ecco, ti rispondiamo a questa seconda domanda, perché i progetti che hanno per il blocco generale, Mm. mh. Mm. Non vorrei che spifferando lo prorogano, meglio no. Dopo danno la Beh, colpa a di noi. fatto cambierà qualcosa a livello, diciamo così, mondiale grazie ai Mm. cambiamenti planetari, quando poi Mm. finalmente Saturno entra in Pesci e Io, abbandona questo vedete, ho già acquario. dietro le valigie pronte per scappare. Eh sì, Insomma, son già lì pronte. Bene, già rispondiamo alla nostra. Rispondiamo a Nadia allora, 23 gennaio del '79, vediamo se trova un Si lavoro trova. soddisfacente. E come al Devi solito devo rimuovere, devo aggiungere e voilà. Abbasso. Per il momento è una situazione un eh. pochettino, Ilde, cosa dici? Eh,
è un po' deboluccio, è un sì che È non un diventa sì, pieno, è però un sì perché che magari lei dice non è un soddisfacente, sì. bisogna capire in che termini per Nadia è soddisfacente. Comunque vediamo cosa dicono le sibille. Vediamo intanto se trovi un lavoro quantomeno retribuito. Perché allora, Nadia, 23 gennaio del 79. Allora, beh, sembra che riceverai aiuti da una tua conoscenza, da un'amicizia. Vediamo un po'. Oh, allora, partiamo ovviamente dalla linea, la prima linea, si capisce che di recente probabilmente, io non so se hai avuto 1 o più figli, se li hai avuti oppure si tratta di progetti, ma sembrerebbe proprio che, per i figli, per gestirli al meglio, insomma qualcosa, ehm, nasce proprio da lì, cioè, forse hai fatto qualche scelta in passato proprio per seguire meglio, nel periodo della maternità o post maternità, comunque, ci sono state delle situazioni anche favorevoli. Non so se hai lavorato o per questioni, cioè o per, ehm, attività che possono essere considerate ludico-creative, legate agli hobby, a degli sport, a delle cose piacevoli, o legate invece a questioni vacanziere, perché comunque la carta della leggerezza può parlare di tutti questi ambiti, no, dove c'è di mezzo il ballo, la musica, ma anche i posti lontani, pertanto non si capisce bene, ma è chiaro che ha una sua funzione di cui tu, probabilmente comprenderai il messaggio, anche perché sembra che ci hai pensato parecchio o avevi dei progetti in questo senso. Per quanto riguarda il momento attuale, ehm, purtroppo è un momento difficile. Effettivamente non vedo nell'immediato un qualcosa di significativo, anzi, ci sono proprio delle problematiche che si sono, come dire, rafforzate, no, quasi come se fossero diventate una struttura tangibile. Vedi che c'è la carta del denaro, no, una carta dove c'è una cassaforte, qualcosa di che si è costruito nel tempo. Dunque ci sono situazioni che si stanno trascinando da un po', che chiaramente tu consideri come pesanti, come pericolose, comunque ci sono stati effettivamente delle problematiche che potremmo ritenere anche parzialmente di natura economica e chiaramente hai delle preoccupazioni, forse un po' di sconforto o qualche rimpianto per alcune scelte del passato. Di fatto ci saranno dei colloqui nel prossimo periodo, direi anche più d'uno, però con la carta del nemico c'è da dire che non è che saranno proprio entusiasmanti. Sembra che ci sia da valutare bene o che alcune situazioni non ti facciano sentire completamente a tuo agio, ci siano delle difficoltà che, è bene non sottovalutare, niente di grave, ma neanche niente di esaltante. In effetti, tenendo duro, sembra che si aprano poi delle opportunità. Dovrebbe arrivare una qualche notizia, ma attenzione, anche qui, dal momento che compare come ultima carta la carta della gelosia, questa notizia o questa, telefonata che magari, porta qualche informazione legata appunto al lavoro, potrebbe, creare dei problemi, perché la gelosia indica, turbamenti, ma anche eventuali perdite di denaro. Dunque attenzione, perché probabilmente l'offerta che arriva o la notizia di un qualche lavoro comunque, nasconde un lavoro sottopagato, okay, c'è qualcosa che ehm, è bene non sottovalutare, l'ho già detto anche prima, cioè ci sono delle situazioni che sicuramente si muovono, ma non sono secondo
né le tue aspettative, né, secondo quello che nemmeno è giusto, cioè manco il minimo, okay, da quello che si vede. Dunque, forse dovrai fare più di un lavoro o prestarti per più cose. E, diciamo che la carta del nemico comunque può indicare anche che una qualche persona, probabilmente volutamente, ti metterà alla prova o cercherà di osservarti. C'è un clima un po' così, un po' particolare. Quanto riguarda l'esito però, abbiamo effettivamente, come vedi, una conferma anche di quello che era il taglio, cioè l'aiuto da parte di una persona amica o una persona nella cerchia delle tue conoscenze, perché abbiamo di nuovo la carta dell'amica, scusami, e accompagnata al Gran Signore. Dunque, le cose potrebbero essere 2: o che tu già conosci questa persona, che effettivamente si prenderà, carico di darti una mano, oppure a modo suo ti procurerà, qualche incontro, qualche colloquio, oppure sarà un'amica a presentarti questo qualcuno con cui avrai un colloquio. Ad ogni modo, si aprono nuovi capitoli, novità. Non siamo ancora in grado di definire, da queste sibille, cioè da questa stesa, se queste novità saranno poi favorevoli o a lungo corso, questo non c'è dato saperlo adesso, però, la situazione andrà a sbloccarsi proprio quando entrerà in scena questa persona che evidentemente per la sua, posizione economico-sociale è in grado di o di offrirti un colloquio oppure di, offrirti la possibilità di andare a un colloquio. Dunque, qualcosa ci sarà in futuro. Bene, 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 bene. Adesso passiamo alla nostra amicizia, una persona che conosciamo, ci segue da tanto tempo, ci sostiene, è la nostra Milena, che è sotto Milena, sì, 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 la la nostra vedo. Milena. Vedi? Eh, Cosa dice? ciao Marietto, puoi vedere se mi chiamano a lavorare lo Stato o il Comune? Milena, 29 ottobre 71, grazie. Mhm, vediamo un po'. Vediamo un po'. No, 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 toc, toc. Guarda, ti ho messo un po' di lato perché Sì, va bene. per far vedere i scatoloni dietro di me. Mm. Guarda. Allora, vediamo per Milena cosa succede. E sembra che adagio si possa muovere qualcosina, qualcosina. Tu come la vedi, Hilde? Certo, non era certo qualcosa di poderoso, però vediamo le sibille cosa ci consigliano. Esatto, vediamo cosa dicono per Non era un Milena. no, neanche un sì deciso, era un ci stiamo vicini. Si è tagliato. Bene. Allora, 29 ottobre 71, Milena, vediamo se arriva questa chiamata dallo Stato o dal Comune. L'attesa è un'attesa un po' così, è un po' incerta. Vediamo, ma sicuramente descrivono il clima attuale. Allora, beh, a me sembra comunque un sì, l'esito, dà delle buone notizie. Per quanto riguarda comunque tutta la stesa, che non so se si vede bene, okay, forse così un po' meglio, è un po' penalizzata l'ultima, ma ve la descrivo. Allora, Ehm, beh, qualche situazione, in salita, perché la carta della gelosia con cui si apre è una carta sempre un po' turbolenta, un po' difficile, dunque inquadra situazioni, forti, soprattutto a livello emotivo.
o di prova, è chiaro che, si è mobilitata per cercare delle soluzioni e sicuramente appunto guardate qua, vedete le varie comunicazioni, i messi, dunque, l potremmo anche dire le partecipazioni, no, le notizie per partecipare ai vari concorsi. Tra l'altro deve essere anche comunque un qualcosa che in fondo ha sempre o desiderato fare o sognato, cioè è nelle sue corde da sempre, anche nel passato. Dunque il sogno, il desiderio di ottenere questa cosa è molto forte in questo momento, anche se c'è un po' di preoccupazione, qualche turbamento. Vedete c'è la carta della malinconia che accompagna la vecchia signora. Dunque o, effettivamente potrebbe essere che stia anche dicendo che: "Milena, sei in ansia o preoccupata o per una vecchia situazione, dunque per la quale stai cercando soluzione, o sei preoccupata proprio per una persona anziana che, evidentemente è coinvolta nella tua vita o fa parte della tua vita che devi gestire." Dunque c'è una situazione, ovviamente non conosco i dettagli della tua vita privata e ti do la doppia interpretazione. In ogni caso si tratta di qualcosa di questo genere. Nel prossimo periodo sembra esserci un qualcosa. Intanto una possibilità di ricevere la proposta di rientrare da qualche parte, perché la carta della riunione può indicare appunto o un ritorno in un luogo già conosciuto, oppure, comunque un esito favorevole e siccome stai aspettando un esito, non escludo anche questa, interpretazione. Diciamo che però la carta del nemico, ehm, dice che c'è qualche irregolarità o qualche cosa che crea ostacolo. Infatti vedi che c'è poi nonostante mettiamola così, potrebbe uscire questa graduatoria o se c'è già questa graduatoria potrebbe essere, un po', gestita in modo un po' inappropriato. Comunque c'è una situazione che si blocca, si arena per un periodo o magari, fanno assunzioni scaglionate, dunque stanno chiamando un po' alla volta e tu purtroppo devi aspettare la tua occasione. Dunque, la situazione sembra comunque fermarsi. Eppure guarda, questo è il concorso, ma è anche il colloquio. Dunque, arriverà, arriverà, si tratta di aspettare ancora un pochino, perché anche l'esito conferma. Allegria, mercante, dunque vedi un posto di lavoro che è come desideri o come in ogni caso, magari non proprio esattamente quello che desideri, ma vale la pena festeggiare, c'è il Gran Signore, la casa, dunque, di sicuro è una struttura io direi il comune in questo caso, che in fondo è un po' una casa un po' più grande, Bene, o magari tu magari vorresti entrare in un posto statale, ma alla fine magari entri in quello comunale. Comunque è positivo l'esito, c'è, da avere un pochettino di pazienza. Un po' di pazienza, ma so che la Milena sta lavorando nella giusta direzione. E beh, adesso facciamo l'ultima domanda. Io speravo in un Face, ma purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, abbiamo la nostra Cristina. È l'ultima domanda perché sapete che noi ormai facciamo mezz'ora perché insomma a livello energetico è una bella maratona anche fare le cose. Certo, saltare da una scia energetica a Mm, un'altra. Poi mi raccomando, voi amici di Facebook, imparate a dare subito l'autorizzazione, così le prossime volte, esatto, sì. dovrete semplicemente porre la vostra domanda, arrivare puntuali perché andando in ordine di arrivo poi magari uno di questi giorni facciamo una diretta proprio solo per Certo, i solo per gli amici di partecipanti del Face, gruppo, esatto. esatto, così insomma Mhmm, diamo un po' di spazio anche a loro che a ci loro che mi sostengono. sembrano un pochettino un po' arrugginiti, però vabbè, oh. Va via, dai, rispondiamo alla Allora nostra Cristina. Cristina, Elena, vabbè, Allora, non è più Cristina, è è Elena, passato sotto 12 qui se Elena. 12 settembre '65 e Jonathan 10 giugno '68. Ha un'altra donna Jonathan? Ai. Glielo Ah-ah. diciamo o lo Eh, teniamo nascosto?
Lo teniamo nascosto, glielo diciamo. E l'ha chiesto, siamo tenuti a rispondere. Certo, era una battuta, tanto per... Mm. Forse ne è più di una? Hilde, cosa dici? Io a vederlo Mm. da qua sembrerebbe Io andare non sul dico niente, sì. per quello faccio parlare te. Io non dico più Grazie. niente perché... Così poi rosso malpelo sono io. Allora, va bene, Cristina, adesso al di là degli scherzi, perché immagino che la signora Elena voglia una risposta, vediamo un po'. Jonathan, 10 giugno 68. Vediamo se ha un'altra persona. Ah. Marietto, te che dici? Che sei laggiù che guardi. Qui compare una donna un po' più giovane, Bisogna vedere di che, però, che tipo di, cioè compare solo come se fosse una cosa che già, insomma, ha un corso, però vediamo di che natura è. Mannaggia. Eh. Cioè, non è che non sono né svenuta, non è neanche caduta la connessione, è che mi viene proprio dura interpretarla a una domanda del genere, perché comunque esistono delle altre rivali, degli altri incontri o persone a cui lui, con la scusa di dare una mano, di essere d'aiuto, già in passato c'è stato qualcosa, eh. Lui in passato ha avuto forse una relazione, non è durata molto, ed era con una donna che incontrava per lavoro. Non lo so se lui lavorava lontano, quando viaggiava, non ho idea perché non conosco la storia di questo Jonathan, non conosco la storia di queste due persone sottoposte. L'unica domanda posta è a un'altra, dalla stesura sembrerebbe che già in passato abbia avuto una relazione, abbia poi scelto comunque la moglie, eppure lo tormenta ancora una donna amata del passato e questa figura tornerà alla ribalta. Non so se, non so se in ogni caso sarà un qualcosa che poi tornerà a vivere proprio come relazione, però di fatto c'è questa donna che già amava, c'è qualcuna che già c'era, che si insinua come un ladro fra lui e la signora Elena. Mh. E il problema è che questa cosa resiste, è una cosa che non è, e vedi che c'è una ex di cui ancora lui prova, cioè lui ancora prova qualcosa, un sentimento segreto. Ma sai, son carte un po' particolari. Marietto, tu cosa dici? Insomma, non sono carte leggerine, non è un Wild Watchers, è proprio una cosa un po' spessa. Ci sono come le montagne russe, si va giù, poi purtroppo siamo in diretta, non possiamo insomma dire proprio nero nero, bianco bianco, però insomma sono Certo, anche carte, perché, certo, sono poi cose no, ma personali di nei Elena. esatto, poi nei consulti privati si può, cioè, Esatto, però approfondire qui meglio, si chiedono delle cose, insomma. insomma, diciamo che lei Elena ha fatto una domanda centrata, è Mh. lecito questa domanda, non è una domanda campata in aria, sicuramente Ha è un bel motivo di back, farla, ha motivo di farla, sì, è una domanda seria, impegnativa, perché anche sono del 68, del 65, insomma. Eh. Bene, comunque non hai detto i nostri prossimi appuntamenti ai nostri amici.
Allora, torneremo mercoledì alle 21 sul canale sui nostri canali, è inutile che dico il canale YouTube, ormai trasmettiamo direttamente su 3 piattaforme Una diverse, piattaforma dunque diversi, esatto. dunque o che andiate sul canale YouTube del Marietto, o sul mio canale YouTube, o sul nostro gruppo Facebook, ci troverete. Ci L'importante troverete è che alle quelle di 21 Face mercoledì. subito quando partiamo, pam, mercoledì saremo Esatto, qui alle 21. commentate e mi raccomando date l'autorizzazione a Senti, ma tu streamer. domani non volevi fare uno special oppure Sì, ora devo guardare però come sono combinata io con gli orari dei consulti, ve lo dico, perché domani potremmo anche avere mh, oggi cos'è, 29, domani è 30, sì? domani potremmo anche avere verso le 4 e mezza un appuntamentino, Sì, di perché no? mezz'oretta, così quelli Sì, che mezz'ora. non hanno Esatto, potuto sai avere che una faccio? risposta. Domani questa diretta la faccio solo no, la faccio di nuovo su tutti e 3. Ah, No. però scusi, ormai ci siamo, ormai ci Eh siamo. Agli sì. amici E piace? allora se non vi ho potuto rispondere stasera, non siamo riusciti perché il tempo è quello che è e le domande erano tante, domani alle 16:30, via dai che facciamo mezz'oretta insieme. Ma sì dai, adesso vi salutiamo perché abbiamo già forato. Esatto. Un abbraccio a tutti, buonanotte. Notte. Ciao.